torniamo a girare, o meglio torno a girare sui sentieri del Bernardia. Bella salita dolce, no 13% mi sembra troppo poco, 17 dai eccolo. Però mai stato su. No. Via 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 via. Tecnico ma bello, cambiava completamente lo scenario. Oh lungo, con questo toboga bellissimo. Ti piaceva quell'albero lì? Volevi abbracciarlo? Oh, che jolly! L'hai filmato? Che panorama! Andrea è cotto, ma anch'io sono stanco. Nimis, bar al posto giusto. Torniamo a girare sui sentieri del Monte Bernardia. Giro organizzato da Luca del gruppo Bastioni. Si va. Good boys. Ciao Vania. Buongiorno. Buongiorno. Bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Stiamo salendo sopra Nimis. Torniamo a girare, o meglio torno a girare sui sentieri del Bernardia. Loro non ci sono mai stati e la nostra guida del giorno è Luca dei Bastioni lì davanti. Va che giornata! L'altra volta abbiamo trovato condizioni umide e scivolose, ma comunque divertentissimo. Oggi dovrebbe esserci un grip sopraffino. Andiamo. I palazzi davanti, là. Quella là è l'antenna diretta della via. Allora, l'arrogante. Anche con la bici frenata. A proposito di arroganza, Fermo qua. qua. Via. Vai Sergio, vai. Occhio, ghiaccio, primo sentiero di collegamento. Stiamo ricalcando il giro che avevamo fatto quella volta con Max. Se non avete visto il video andate a recuperarvelo, nella i qua in alto a destra lascio il link. Sono arrivato troppo sotto. Abbiamo visto? Stai di là, stai di là. Il rumore strano che fa le gomme. Sì, sì. Anche l'altra volta ci ho messo un paio di sentieri per prendere confidenza col fondo. Sono andato un po' giù con le pressioni
a occhio dovrei essere a 1,5, una roba del genere. Qua più stretto. L'altra volta sono sceso di qua, è tutto pieno di gradini. Allora, 9 chilometro, 500 metri di dislivello. Dopo la prima salita, che diciamo sono 4-5 km per arrivare a Kelminis, primo sentiero dentro a destra è un po' un ambientamento un po' strong, diciamo terapia d'urto, perché pronti via si va sullo sterrato con fondo abbastanza diverso da quello che almeno c'è in zona nostra, quindi un po' tosto l'ambientamento, però dopo si prende confidenza e si va. Siamo usciti qua del sentiero, saliamo asfalto e andiamo a prendere un altro sentiero. Forse adesso, se ho capito bene, andiamo fino su Forte Alto e riprendiamo qualche trail. Qua Villanova delle Grotte, visto, come dicevo, sia nel video con Max l'altra volta, ma anche quando ho pedalato la tappa 19 del Giro d'Italia. Passavo di qua e si andava giù di là, passo Tanamea. Che bello, che giornata. Da qua facciamo questa bella salita dolce. Precisamente al 13% mi sembra troppo poco. 17, dai, eccolo. Sembra già più realistico. Che spettacolo! Forte Basso. Quello che parlavi stamattina. Sì, questo qua l'ho fatto. Adesso noi non facciamo Forte Basso, andiamo ancora un pezzo su, poi scenderemo da lì e prenderemo Forte Basso, torniamo giù al ristorante, risaliamo di qua e credo faremo anche, come si chiama quell'altro? Zayama? Zayama mi pare. Ciao, buongiorno. Però, Cioè, mai stato qua? mai stato su. Merita però, Bellissimo. Mitico forte. Allora, siamo venuti per fare discesa, per provare i trail del Bernadia. Abbiamo fatto 14 km, 770 metri di dislivello. C'è qualcosa che non torna. Guarda che bella sta discesa davanti, Andrea. Tanto il manubrio? Non so, non ho capito. Ma fermo lì, Andrea. Non ho capito. Come è spaccato? No, No. cazzo. E adesso? Ma ha fatto male, ma perché sei caduto? No, sono potuto. No, si è impuntato. Puntato banco. Minchia. Tranquillo. Via, 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 via. Stiamo alti. Qua così. Ci siete? Vado? Ehi! Bello? Bello, bello!
Tecnico ma bello. Che lavoro che ha fatto qua Max, bellissimo. Ah. Sei arrivato al coso. Ah, ok. E qua ci siamo ricongiunti col Forte Basso. Vediamo se riesco a stare con Luca, che questi li conosce come le sue tasche. E qua mi ricordo bene che cambiava completamente lo scenario. Qua iniziano le pigne, alberi, radici. Oh, che bello, che spettacolo, completamente diverso. Qua cambia tutto, eh? Qua cambia tutto. Bellissimo qua, vai, vai. Oh, sono piantato lì, devo rilanciare prima. Sbagliato, dobbiamo stare un po' più centrali lì. Che spettacolo, bellissimo questo.
Takayama. Lungo. Sono arrivato lunghissimo. Sono arrivato lunghissimo. Vai. Lungo e con la sella alta. Una brutta accoppiata. Che figo. Mi aveva detto sì Max che stavano lavorando qua. Lavorone. Che bello. Tier 4. Ah, ho sbagliato, che scemo. Devo stare un pelo più alto. Che scemo, ho perso il ritmo. Non me lo ricordavo. Anche là è bello tecnico, no? Stai Sergio a sinistra. Buttati, buttati. Sì, sì, vai, vai, si fa. Vai, vai. Sì. Bello
era tecnico, che fa, no? Che scemo che sono stato. E tu sei stato basso, ma io devo stare alto perché non vedevo dove mettevi le ruote tu. E dopo lì ho perso il ritmo, cazzo, però bello. Iniziava, me la ricordo, la parte con questo toboga bellissimo, che l'altra volta col bagnato non si stava in piedi. Che figata, Bella questa, bellissimo. Dopo Tirfor siamo tornati sulla strada asfaltata, quella che abbiamo fatto prima per salire. Adesso Luca facciamo un altro collegamento e poi scendiamo giù verso il Cornappo. Ok, Brisicul. Anche questo l'avevo fatto nel giro con Max. Allora, l'altra volta divertentissimo, nonostante grip pressoché inesistente, visto che aveva piovuto e c'era tantissimo fango, ma oggi veramente un grip eccezionale, veramente bellissimo. Bravo Max, complimenti a te e ai tuoi della SD Maglia Nera, sentieri al bacio. Dopo 23 km e 1000 metri di dislivello arriviamo qua e c'è l'attacco del Brisicul. Brisicul. Poi pietre. È lungo, buttala dentro con Matteo. Così, ok. Bravissimo. Ti piaceva quell'albero lì? Sì. Volevi abbracciarlo? Un po' sì, un po' sì. Un po' sì. Oh, ta ta ta. Ah, ci sei? Com'è? Occhio qua, stai a sinistra. Fatto niente.
Bellissimo. È tanto più largo dell'ultima volta che ci sono stato. Hanno lavorato tanto. Lasciate un po' di spazio a Luca davanti, così guardo bene le mie linee con calma. Aspettiamo? Tieniti un po' di spazio. Ah, rocce. Ok, riprendiamo il ritmo. Questo è esposto, lo guardi e... tornanti. I tornanti che a casa mia non ci sono. Che jolly! Mi sono dato il pedale! Che jolly! L'hai filmato? Mia donna, che jolly! Il pedale mollo! A questo punto la faccio a piedi. Sì, mi sono dato il pedale! Come ho fatto per tirarla su? Op. Che jolly che mi sono giocato lassù. Vediamo se c'è Andrea. Bello. Comunque il Brisicul È tanta roba. Per come siamo abituati noi, che da noi non abbiamo tornanti, non abbiamo contropendenze così, è più difficile. Il forte alto assomiglia di più al Carso. Sì. Molto di più. Le pietre sono quelle. Esatto. Le pietre sono quelle. Allora, di rientro verso Nimis abbiamo deciso di fare un'ultima mezza risalita per una discesa bonus. Comunque 14-15 gradi a luna, vestito invernale, non è una bella esperienza. Fa caldissimo, troppo caldo per essere in inverno, però la giornata è questa. Che roba. Sì, sicuro.
Che panorama! Che bello! Andrea è cotto, ma anch'io sono stanco. In tutto era a destra, quindi spero di essere giusto. Giù? Giù? Ah sì, bravo, dove eravamo prima. Bello, bello. Ha la sua tecnicità anche Sì, lui, sì, no? erano due passaggetti belli. Rientrati al posto giusto, mangiamo qualcosa, giro da 35 km, 1165 metri di dislivello, sentieri incredibili, giornata meteorologicamente stupenda, anche se siamo partiti con 0 gradi e tornati con 15. Ehi, dimmi. Ma è chiuso qua o no? No, è aperto. Mangiamo una roba. Boh, vi aspetto qua, io ho la macchina qua. E giro stupendo, traccia in descrizione come sempre. Se vi è piaciuto lasciate un like, se volete chiedere qualcosa scrivete un commento, se volete propormi degli altri giri dei sentieri, delle zone in regione o fuori, scrivetemi che mi fa piacere. Adesso lavo la bici, o meglio sciacquo al volo, giusto per metterla in macchina non troppo polverosa, mangio una roba e ci vediamo al prossimo video. Complimenti a Max per i sentieri, perché è veramente una figata, divertentissimi come la giornata dell'altra volta viscida, ma divertentissimi anche oggi. Guarda che c'è un altro gruppo. Ciao!